Buon pomeriggio, bentornati a tutti gli amici della Festa della Musica Attiva, al quarto collegamento in diretta per questo evento organizzato dalla Fondazione Ghirardi, con i miei ringraziamenti anche da parte della Fondazione alla Regione Veneto che ci ospita in questa meravigliosa Villa Contarini, appunto Villa Contarini, Fondazione Ghirardi. Questo quarto collegamento conclude una manifestazione che vuole porre l'accento sull'importanza del fare musica, per tutti, quindi non solo per i professionisti. E la prima cosa che vorrei dire è che questa mattina abbiamo presentato uno spettacolo, per chi non l'avesse visto vorrei ricordarlo, ha la possibilità di seguirlo poi di nuovo attraverso i nostri canali YouTube e Facebook, uno spettacolo dedicato proprio ai bambini e alle famiglie per attivare la sensibilità musicale e anche stimolare i bambini a fare musica, a non avere paura di fare musica, perché il messaggio è l'educazione musicale è veramente un valore aggiunto per la società. Con questo io, prima di presentare poi i protagonisti di oggi pomeriggio, vorrei lasciare la parola ad Antonio Longo, che è stato l'ideatore ormai nel 2009 della Festa della Musica Attiva. In Italia ci sono 7.904 comuni e ci sono probabilmente più di 10.000 cori e poco meno del numero dei comuni di bande. Quindi l'Italia è una repubblica della musica. E quando più di 10 anni fa abbiamo deciso di avviare questa iniziativa, questo è stato il principale pensiero, rivolto non solo ai musicisti professionisti, ma a tutti coloro che amano la musica perché praticano la musica, perché l'ascoltano, perché ce l'hanno in famiglia, perché per loro è un fatto quotidiano ed è un fatto di condivisione, è un fatto di civiltà ed è un fatto di cultura e di passione. Cosa abbiamo fatto? Questa è una grande villa che è nata nel segno della musica, con degli spazi straordinari deputati alla musica, che per tanti anni era stata in realtà rivolta solo alla musica professionale di altissimo livello. Tantissime incisioni, tantissime registrazioni televisive, discografiche. E dal 2009 abbiamo aperto la villa insieme con il coro Città di Piazzola alla città e a tutti i musicisti d'Italia ed Europa che in 2 giorni di maggio, avessero voglia di venire qui e condividere un momento di musica tutti insieme, per celebrare l'amatorialità, per celebrare la musica come fatto di attivazione rispetto agli altri, rispetto a se stessi e di costruzione di qualità della vita, sostanzialmente. Quando lo abbiamo fatto la prima volta eravamo relativamente in pochi. Negli anni siamo sempre stati di più, fino ad essere oltre 300 musicisti in una sola giornata, le loro famiglie, un pubblico enorme. Poi, con il Covid, questa cosa non è più stata possibile. L'anno scorso la musica si è fermata per 1 anno, quest'anno è ripresa con questa modalità, che è quella possibile, ma che ci ha fatto scoprire un modo nuovo, col quale andremo avanti e nei prossimi anni speriamo di poter tornare assolutamente in presenza, però continuare a comunicare il più possibile anche col mondo e allargare la sfera e la comunicazione di questo grande evento. Io passo la parola a Paolo Piana, che è direttore artistico di questa iniziativa ormai da molti anni e che è anche direttore del coro della Città di Piazzola, che non è solo il coro che ha cantato fin dall'inizio in queste occasioni, ma il coro che è entrato nella villa e che ha operativamente con i suoi membri, con i suoi coristi e coriste, reso possibile anche l'organizzazione di questo grande evento. Prego. Grazie al dottor Antonio Longo. Raccontare
più di 30 anni di storia del coro Città di Piazzola sul Brenta non è semplice in pochi minuti. Posso solo darvi dei dati statistici. Il coro ufficialmente nasce nel 1993, o meglio si costituisce come associazione. In realtà io lo dirigo dal 1989, anno in cui mi sono sposato, e mia moglie ogni tanto, facendo qualche battuta, dice: tu hai sposato il coro, non hai sposato me. Sotto questa battuta comunque c'è anche un po' di verità, nel senso che io ho dedicato moltissimo tempo alla crescita di questa realtà che esisteva già da prima come coro parrocchiale e che poi nel corso degli anni è cresciuta fino a diventare la realtà che conosciamo adesso. Ho già avuto occasione di dire, proprio intervistato in occasione di una prima o seconda edizione della Festa della Musica Attiva, proprio intervistato dal dottor Antonio Longo, che io ho persino suonato parecchi campanelli delle case di amici di Piazzola per sensibilizzarli, per stimolarli, per invitarli ad entrare nel coro. Mi sono sentito dire da tanti: tu sei matto, e altri hanno detto vabbè, ci provo. Alcuni sono rimasti, alcuni se ne sono tornati a casa. Ma se non c'è questa volontà, questa energia, non si riesce a creare, mi permetto di dirlo, insomma, una cosa così. Noi abbiamo avuto nel corso degli anni collaborazioni sempre più prestigiose. Adesso, per citarne alcune recenti, l'Orchestra del Teatro della Fenice, il coro l'Orchestra dell'OPV di Padova, dell'Orchestra di Padova e del Veneto, e con loro abbiamo intrapreso una collaborazione che purtroppo si è solamente interrotta in questo periodo l'anno scorso per causa del Covid, ma avevamo già degli impegni programmati con loro e questo ci onora tantissimo. Che dire, questo è solo ed esclusivamente grazie alla passione che ti fa fare delle cose che non puoi immaginare. E la passione mia, indubbiamente, ma la passione anche di tutti i coristi che ne fanno parte e ne hanno fatto parte negli anni passati. E quindi un ringraziamento indubbiamente va anche a loro per questa loro disponibilità, e la passione, come dicevo poco fa, fa fare delle cose veramente anche incredibili. Noi non marchiamo il cartellino, qui mi assumo anche la responsabilità di quello che dico, non marchiamo il cartellino nel momento in cui passa un determinato orario, continuiamo a far prove se c'è bisogno. Purtroppo nel mondo del professionismo a volte questo invece non succede. E questo, ripeto, è grazie alla passione. La passione ti fa, come nel mio caso, la passione per la musica mi fa abbandonare tante altre passioni e quindi concentrarti solo in questo. Ecco, io mi fermo qui perché non voglio dilungarmi e cedo la parola alla presidente del nostro coro, la dottoressa Elena Fanton, la quale darà anche il suo contributo, spero positivo. Bene, poi al termine della sua relazione potremo assistere insieme a vedere un video che è un po' il risultato, il frutto di quello che noi abbiamo raccolto in questi anni. Grazie. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Riprendo un po' il discorso che stava facendo il nostro direttore Paolo Piana. Io sono arrivata in questo coro circa 5 anni fa e per me è stato un miraggio, nel senso che io cantavo già da anni e proprio in questa sala ho avuto il mio primo contatto col coro Città di Piazzola sul Brenta. Per me è stato una folgorazione, nel senso che ho conosciuto una realtà amatoriale che dava emozioni fortissime. Dopo aver fatto questo primo contatto mi sono avvicinata e per me è stato veramente un regalo incredibile poter cantare col coro Città di Piazzola. Non si canta solo, ma ci sono tante altre cose da fare per mantenere viva l'attività di un'associazione come questa. 2 anni fa c'è stata la necessità di rinnovare il direttivo e rinnovare
gli organi dell'associazione, di fare tutto il percorso per l'adeguamento dell'attività dell'associazione al codice del terzo settore e il coro ha scelto me per svolgere questo importante ruolo di presidente che mi onora perché effettivamente non solo ci permette di affrontare l'amatorialità della musica con grande passione, ma ci permette anche di confrontarci con realtà che spesso sono realtà professionali molto più grandi di noi. Che dire, essere la presidente di un coro come questo è impegnativo perché richiede tempo per le prove, dedizione, ma richiede anche testa, studio per quello che è la parte organizzativa e la parte di responsabilità che un presidente svolge insieme col direttivo e insieme con i soci. Ringrazio il coro, i miei co-coristi che con me sono in questo momento impegnati nella ripresa dell'attività. È stato un anno duro quello del Covid perché ci ha impedito di promuovere la nostra passione. Ora siamo in ripresa e stiamo affrontando attraverso anche questa manifestazione la ripresa della musica e la nostra passione che ci permette di trasmettere quelli che sono i valori. Isabella prima diceva è importante l'educazione musicale a partire dall'età dai bambini. Io dico è importante coltivare la musica anche quando si è grandi perché è ci dà la possibilità di riempire il nostro cuore, di riempire la nostra mente, di trasmettere agli altri il valore dello stare insieme. Vi saluto e ringrazio e vi lascio chiedo alla regia di trasmettere il video che è una testimonianza dei risultati che abbiamo raggiunto e speriamo di vederci in presenza l'anno prossimo. Grazie. Amen.
Ecco, dopo queste bellissime immagini e la musica del coro Città di Piazzola sul Brenta, vorrei anche ricordare una cosa che non è stata detta. Questa manifestazione non avrebbe potuto esistere senza il supporto del coro Città di Piazzola sul Brenta, non solo come musicisti, cantanti, ma soprattutto come organizzatori, perché loro hanno fatto da tutor quando i partecipanti, i musicisti sono diventati sempre più numerosi, perché, come ha detto bene prima Antonio Longo, siamo arrivati a 300 musicisti al giorno, ma insomma in tutto anche 700 musicisti in 2 giornate. Non sarebbe stato possibile senza qualcuno che aiutasse un po' a smistare tutte queste persone. Non c'era il problema del distanziamento allora, però insomma la sicurezza è sempre esistita, quindi potete immaginare che cosa vuol dire avere così tanti musicisti, spesso anche giovani, in spazi che per quanto grandi comunque sono spazi che vedono veramente tante persone. Detto questo, vorrei preannunciare la prossima persona che parlerà e che è Tommaso Napoli, che è il presidente dell'Associazione Italiana Musicisti Amatori. Vorrei ricordare che loro collaborano ormai da più di 10 anni, credo che sia l'11° anno questo, che sono presenti a Villa Contarini, Fondazione Ghirardi e alla Festa della Musica Attiva. E sono venuti quando ancora l'Associazione Italiana Musicisti Amatori non esisteva, cioè come piccolo gruppo di musicisti amatoriali. Do la parola quindi a Tommaso Napoli. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Sono Tommaso Napoli, presidente di AIMA, Associazione Italiana Musicisti Amatori. Ringrazio anche tutti quelli che hanno parlato prima di me perché hanno espresso benissimo il senso della musica amatoriale. E noi abbiamo iniziato come piccolo gruppo informale, siamo venuti qua a Piazzola e forse anche grazie all'ispirazione di questa bellissima festa che ha aperto una villa e un posto così bello, appunto riservato prima a professionisti, anche a chi suona nel dopolavoro, perché questo facciamo noi, di professione non facciamo i musicisti, ma ci piace suonare. È stata una cosa importante per noi e da allora ovviamente siamo cresciuti e lo scopo della nostra associazione è stato quello di dare un primo punto di riferimento per tutti quelli che potessero essere in particolare musicisti appassionati in Italia. Paesi come la Germania hanno, direi, migliaia di orchestre, siano 1200 le orchestre amatoriali in Germania a fronte di un centinaio di orchestre professionali, quindi con un rapporto di 10-1. In Italia è esattamente il contrario, ci sono una 80ina di orchestre professionali, ma le orchestre amatoriali si contano sulla punta delle dita di una mano o di 2 mani al massimo. Quello che noi pensiamo è che la musica debba essere un po' una piramide in cui in cima ci sono i professionisti, le migliori espressioni, i più grandi talenti, quelli che poi faranno giustamente la professione, ma che debba essere sostenuta da un'ampia base di persone che coltivano la passione della musica, esattamente come nel calcio. Se l'Italia è il paese del calcio è perché ci sono grandi squadre professionali, ma tutti più o meno giocano a calcio la domenica nel tempo libero. E questo è esattamente il senso di AIMA, dare una possibilità alle persone di incontrarsi, conoscersi. Abbiamo circa 400 soci, ne avevamo pre-Covid, adesso siamo un po' in difficoltà, ma abbiamo sempre 200 e passa soci e li mettiamo in collegamento tra loro. Ci siamo gemellati con associazioni estere, ci sono gruppi, persone che vengono da fuori dall'Italia per fare musica con noi, si può andare fuori a suonare, si può invitare. Si è anche molto liberi, c'è l'orchestra, gli anni scorsi siamo venuti con l'orchestra, col gruppo rinascimentale, quest'anno non potevamo e siamo venuti con la musica da camera. Intanto, mentre i miei colleghi di musica cambristi si sistemano sul palco, io niente, vi lascio alla musica, direi che quello di importante che avevo da dire l'ho detto, siamo molto contenti di essere qua e lascio spazio alla musica. Iniziamo con un quartetto di Beethoven, 2 tempi dal quartetto dell'opera 18 numero 1. Grazie. Grazie a Tommaso Napoli e quindi adesso si stanno preparando i musicisti, il primo ensemble dei cambristi
che eseguirà per l'appunto un quartetto di Beethoven.
Grazie al primo gruppo di cambristi e adesso ne seguirà un altro che eseguirà un divertimento di Haydn, anzi 2 divertimenti di Haydn. Tempo di prepararci, solito discorso del distanziamento, perché quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo dovuto preoccuparci anche di questo, nonostante le numerose vaccinazioni ormai avvenute, però insomma l'obbligo di distanziamento permane. Siamo quasi pronti. Ecco, volevo aggiungere anche una cosa che forse non ho detto prima, che riguarda lo spettacolo di questa mattina. Lo spettacolo di Elisabetta Garilli che abbiamo visto è stato anche premiato, innanzitutto come libro, come illustrazione, come stimolo all'attività musicale. Lei appunto e la sua collaboratrice illustratrice Emanuela Bussolati sono state premiate nel 2018 con il premio Gianni Rodari. Questo sta a dimostrare non solo l'alto livello dello spettacolo che abbiamo visto, ma il grande entusiasmo nei confronti di tutto quello che si può fare per i bambini, per attivare il loro talento, e quindi questo non è da dimenticare. Poi più tardi vedremo non solo un esempio di musica amatoriale nella musica classica, ma anche nel jazz. Io credo che tra poco siamo già ormai arrivati alla preparazione. Ecco. Chiedo di mandare, ecco, perfetto.
Grazie ai cambristi che si sono appena esibiti in Haydn, e adesso passiamo a un altro gruppo amatoriale che fa tutt'altro genere di musica, cioè la musica jazz. La voce jazz di questo gruppo swing out si chiama, è un medico psichiatra che è molto attivo, oltre che nel mondo della psichiatria e nel mondo della musica, anche nel mondo delle carceri. Posso aggiungere questo perché è una persona che, grazie alla sua sensibilità, che sicuramente è allenata bene dalla musica, oltre che dalla sua professione, diciamo, si spende veramente per gli altri in maniera esemplare. Ve lo presento, è Massimo De Mari. Grazie mille. Non so da dove cominciare perché mi hai citato in diversi ruoli. Intanto devo ringraziare per chi ci ha invitato, e quindi la Fondazione Ghirardi, e naturalmente te, Isabella, una cara amica che a proposito di chi si spende e dell'entusiasmo con cui si fanno le cose è veramente un esempio. Sì, come ha detto Isabella, io mi occupo di psicoanalisi, lavoro in certe situazioni difficili, ma credo che questo sia stato un periodo difficile per tutti, in cui la mancanza di tante cose, insomma, non voglio entrare in questioni troppo complicate, sociopolitiche, che non è certo il caso, però insomma ci ha fatto tenere lontani dallo stare insieme, e veramente è stato un periodo lungo anche di silenzio e di sofferenza per tante persone. Naturalmente permettetemi un accenno per i lavoratori dello spettacolo. Qui siamo in tanti oggi a lavorare, che hanno passato un periodo e stanno passando tutto un periodo veramente molto difficile.
Detto questo, a proposito del silenzio vorrei dire una cosa breve che mette in comunicazione le due cose, cioè il mondo della psiche con la musica. Voi sapete che i primi suoni, le prime percezioni che noi abbiamo nel grembo materno sono proprio percezioni sensoriali, sono percezioni acustiche, sentiamo il cuore della nostra madre, è una percezione, è un suono naturalmente, ma è anche un ritmo. Quindi il nostro rapporto con la musica è proprio viscerale, e quanto più noi riusciamo a dare spazio alla musica nella nostra vita, tanto più riusciamo a entrare in contatto con noi stessi. Ecco, volevo solo dire questa cosa perché per noi la musica è veramente vita, anche se, come diceva Isabella, non facciamo solo questo. In questo gruppo che è nato tanti anni fa facciamo diverse anche altre cose, abbiamo altri lavori. Nasciamo come gruppo amatoriale, ma se al concetto di amatorialità mettiamo insieme la passione, quello di passione, credo che allora è vero quello che si dice, che se si fa una cosa seria divertendosi, si può fare una cosa divertente con serietà, e noi questo cerchiamo di farlo. Abbiamo studiato musica naturalmente e abbiamo approfondito il più possibile questa passione. Alcuni di noi poi hanno fatto una carriera anche in campo musicale. Il nostro pianista che con noi suona il pianoforte, Giuliano Perin, è un celebre, direi, vibrafonista in tutta Italia, ha al suo attivo una ventina di CD. Noi questa sera ve ne proponiamo uno, che è l'ultimo che abbiamo composto insieme, che si intitola Scratching Cats, e che poi lasceremo in omaggio agli organizzatori naturalmente. E vi presento brevemente, allora, ditemi quanto tempo ho, perché io potrei andare, vado avanti. Vi presento i componenti di questo gruppo. Giuliano Perin l'ho già citato al pianoforte, poi naturalmente c'è Daniele Calore che suona il sassofono, Maurizio Scomparin alla tromba. Maurizio non è esattamente un amatore, è un grande professionista della tromba che si è unito a noi da qualche mese, arricchendoci culturalmente e tecnicamente. E poi la sezione ritmica con Alessandro Montanari alla batteria e Nicola Facci al contrabbasso. Poi avremo un ospite questa sera che vi presenteremo più tardi, perché tra le cose che proponiamo, gli arrangiamenti, un certo modo di fare questa musica, ce ne sono tanti, il jazz ha tante sfaccettature, ne proponiamo un altro in cui mettiamo insieme, o cerchiamo di mettere insieme, la tradizione classica, in particolar modo quella lirica, con il jazz. Sembra un azzardo, ma speriamo di farvi una sorpresa gradita alla fine di questo purtroppo breve set. Suoneremo il tempo proprio di scaldarci, ma cercheremo di metterci quella passione di cui parlavo prima. Se siamo pronti, sì. Allora, grazie a tutti, buon ascolto e speriamo alla prossima in presenza. And on the dirty saxophone, I'm walking with a double bass. I was the house and looked at dead, playing the lonely tunes and keeping crazy with the rhythm. We're getting hot, I tell you what, we're misbehaving like scratching cats. We spend a bunch of nights to be quiet, yet they need more to make more. Always they have more chances to pay and sing along, so don't forget to pay attention.
Tell you what, we're misbehaving like scratching cats in every single way that we can, over and over again. Now we still have 5 more chances to play and sing along as if we like it or not. Now we still have 5 more chances to play and sing along as if we like it or not. And even you take your chances, because you never know if you are good and lovely kittens or bad cats. Miau. Vabbè, questo era il brano che dà il titolo anche al nostro CD, Scratching Cats, e parla di, composto da noi, l'unico brano originale che vi facciamo ascoltare oggi, gli altri sono degli standard, e parla di un gruppo di vecchi gatti che hanno ancora voglia di divertirsi, come del resto siamo noi, è un po' autobiografico. Il prossimo brano si intitola, è un pezzo latin, come potete sentire, si intitola Out of Nowhere. You come, oh baby, tip down to the. You came along from out of nowhere, and you took my heart and found it free. Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere, made every heart sweet as a flower for me. If you should go back to your nowhere, leaving me with a memory, I'll always wait for your return out of nowhere, hoping you bring your love to me.
came along from out of nowhere, and you took my heart and found it free. Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere, made every heart sweet as a flower for me. If you should go back to your nowhere, leaving me with the memories, I'll always wait for your return. I don't know where, hoping you bring your love, hoping you bring your love, hoping you bring your love to me. Ok, questa è difficile senza pubblico, difficile per tutti, ma insomma, era Out of Nowhere. Ora era previsto un altro brano in scaletta, forse l'avete letto nel programma, che si intitola Time for Love. In realtà abbiamo deciso di cambiarlo, di proporvene un altro che fa parte sempre del nostro repertorio. È una ballata anche questa, che a noi piace molto, si intitola Nancy. If I don't see her each day, I miss her. Gosh, what a thrill each time I kiss her. I got a case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and she makes it summer. Oh, summer could take a few lessons from her. Picture a tomboy in lace, my Nancy with a laughing face. Did you hear ever mission bells ringing? Will she give you the very same glow? When she speaks, you could think he was singing. Just hear her say hello. I swear to goodness, you can't resist her. Sorry for you, she has no sister. No angel could replace my Nancy with a laughing face.
ever hear mission bells ringing, she give you the very same glow. When she speaks, you could hear she was singing. Just hear her say hello. I swear to goodness, you can't resist her. Sorry for you, she has no sister. An angel could replace my Nancy with a laughing face. Ok, questa era Nancy. Adesso c'è la sorpresa che avevo promesso, una special guest che verrà introdotta da Giuliano. Grazie, grazie, è veramente un grande piacere, un grande onore essere ospiti di questa bellissima manifestazione e volevo ovviamente approfittare per ringraziare l'associazione che ci ha invitato, Villa Contarini ovviamente, e anche volevo approfittare del fatto di suonare per la prima volta con un pianoforte meraviglioso che è costruito da un italiano, precisamente da un padovano, che è il mister Borgato, che veramente voglio ringraziare personalmente perché è una delle eccellenze mondiali nel campo dei pianoforti e oggi abbiamo la fortuna di poter suonare in un pianoforte di questa levatura e non è da tutti i giorni poterlo fare. E un'altra fortuna che abbiamo oggi è quella di poter presentare con noi una cantante che, pensate, ha fatto parte di tournée mondiali, è un'insegnante bravissima di canto lirico, ha insegnato in molti conservatori italiani e tutt'oggi è docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Signore e signori, con noi ho il piacere di accompagnare Luisa Giannini alla voce. E faremo un esperimento che stiamo proponendo in giro nei nostri concerti di questo connubio tra musica lirica, come vi dicevo, e jazz. E questo brano certamente non ha bisogno di presentazioni per la parte che canterà Luisa. La nostra forse vi sorprenderà un po'.
you, life has no charms. Yours, every thought I own. Our love the same for every dream. Oh, that makes life so worldwide. Dress in your eyes and the spell of your smile. There is no song half so sweet to me that your voice whispering, I love you, dear. Oh, oh, dear. Yours is my heart alone, and without you, life holds no charm. Yours, every thought I own, I love the dim of every dream. Oh, that makes life so worldwide. Dress in your eyes and the smell of your smile. There is no song half so sweet to me that your voice whispering, I love you, dear. Oh, dear.
Luisa Giannini, ladies and gentlemen, con noi questa sera. Grazie ancora a tutti per averci avuto qui. Massimo De Mari vi saluta insieme a me, Daniele Calore al sax, Maurizio Scomparini alla tromba, Alessandro Montanari alla batteria, Nicola Facci al contrabbasso e il grande Giuliano Perin al pianoforte. Grazie a tutti, alla prossima in persona assolutamente. In bocca al lupo. Grazie a Swing Out, grazie a questo gruppo meraviglioso che ha chiuso la 12ª edizione della Festa della Musica Attiva e la prima in streaming, e vorrei quindi ringraziare anche tutti i musicisti che hanno partecipato a questa edizione. Li nomino in sequenza a partire dalla prima diretta, cioè quella di ieri mattina, e cioè Giuseppe Laudani, che è il fondatore dell'Orchestra Giovanile Diego Valeri, Chiara Cattapan, la fondatrice del coro Mani Bianca del Veneto, i licei musicali del Veneto, Elisabetta Garilli, questa mattina il suo atelier con lo spettacolo Tina Tino Tino Tin, e i cambristi che fanno parte dell'Associazione Associazione Italiana Musicisti Amatori, con il loro presidente Tommaso Napoli, e di nuovo Swing Out. Quindi vi do la rivederci alla prossima edizione, speriamo in presenza, speriamo con musicisti più numerosi. Vorremmo comunque diffondere, perché uscire anche dalle sale di questa bellissima villa è comunque un'occasione per propagandare, per promuovere l'attività musicale anche in tutta Italia e anche all'estero. E vi lascio quindi ricordandovi che potete riguardare tutte le dirette in streaming sui nostri canali YouTube, quello della Fondazione, e sul canale Facebook della Festa della Musica Attiva e della Fondazione Ghirardi, e vi lascio con le immagini della villa e il ricordo delle edizioni passate. Alla prossima. Un ultimo ringraziamento che è già stato fatto da uno dei musicisti, lo faccio a Luigi Borgato e al suo meraviglioso pianoforte. Luigi Borgato, vorrei ricordare che da sempre ha accompagnato la Festa della Musica Attiva con i suoi pianoforti. Grazie.